adesso ci inerpichiamo su di qua. La pendenza sarà più o meno questa, ma vedrete che la progressione, detto il termine tecnico, sarà abbastanza facilitata perché ci sono un sacco di pietre affioranti. Affioranti di che tipo? Carbonato di calcio. Qui siamo in un ambiente carsico, non siamo sul Carso, ma l'ambiente è carsico. La formazione geologica è la stessa del Carso classico, quello triestino, isontino, quello sloveno. Quindi troveremo, e vi prego di fare attenzione a non inciamparvi. Qui siamo in una faggeta e lo potete vedere, è stata ampiamente piantumata perché i tronchi sono molto piccoli, quindi hanno un'età che va dai 5 ai 30 anni massimo. Invece appunto vorrei tornare su questo albero morto, all'interno del quale si trovano una caterva, tantissime, un fotio di specie animali che se la stanno mangiando e ci fanno un gran favore perché così rientra nel circolo delle materie, delle sostanze nutrienti, quello che l'albero ha assunto nei suoi anni di vita vegetativa. Appunto forme fungine che sono in questo caso saproxilofaghe, cioè mangiano il legno morto. Ce ne sono altre tipo questo, che è questo qua sotto, il Fomes fomentarius, che purtroppo ogni tanto si ciba anche del tronco ancora vivo. E il Fomes fomentarius mi dà l'occasione per raccontarvi una bellissima storia. L'uomo dei ghiacci, la famosa mummia del Similaun, aveva portato con sé 4 pezzi di questo fungo qua. Perché? Perché con la parte interna, la mollica, chiamiamola così, si riescono ad accendere dei fuochi che non fanno né fiamma né fumo. Quindi opportunamente attrezzati. Allora qui abbiamo un cosiddetto blocco carsico. Ora cosa vuol dire blocco carsico? Un grum di sassi, un fotio di sassi, una caterva un agglomerato enorme, un assembramento di sassi. Vedete com'è la bancata, è bella compatta, non è sbriciolosa, non si è frantumata, è proprio, ecco, è proprio un bellissimo affioramento di una bancata carsica che sappiamo essere composta da carbonato di calcio, che è simile al bicarbonato di calcio, e voi sapete l'effetto che fa il bicarbonato di calcio a contatto con l'acqua: scioglimento immediato, giusto? È una delle sostanze minerali che meno a lungo dura a contatto con l'acqua. Ecco, il carbonato di calcio di cui è formata questa pietra qua fa lo stesso effetto. Una volta che viene esposta agli agenti atmosferici, perché si è tolto il cotico erboso, perché sono cadute le piante che ci stavano sopra, per 1000 altre ragioni, una volta che viene esposto all'acqua piovana e all'anidride carbonica comincia a sciogliersi, per cui dove cadono le gocce si infiltrano in delle linee di debolezza cosiddette dovute a una sedimentazione un po' incostante. Adesso vi dirò di che sedimentazione stiamo parlando, e crea questi crepacci, in questo caso orizzontali, perché ovviamente l'acqua scorre, in verticale, però le forme sono arrotondate perché comunque le goccioline che cadono sulla cima, diciamo, del cupolone, pian piano anche quella scioglie la parte superficiale di carbonato di calcio. Questo è l'altro laboratorio che vorrei farvi fare però in cima, perché parliamo di acidi. Allora non ci mettiamo qui a giocherellare con gli acidi, però vedrete come letteralmente il carbonato di calcio frizza, fa le bollicine a contatto con gli acidi. L'acqua piovana non è acida per noi che viviamo 100 anni, era leggermente acida negli anni 80, però diciamo che insomma la sensibilità ambientalista ci ha portato a ridurre un po' le emissioni in atmosfera, quindi la componente acida della pioggia oggi è diminuita notevolmente, però di per sé anidride carbonica più acqua piovana compongono comunque una mistura acida che sulle bancate calcaree hanno questo effetto. Quello che distingue un po' questa roccia dalle altre che vedremo scendendo, che sono incoerenti, sono quei sassi che vediamo sparpagliati sul sentiero, è che questo grumo qua, questo assembramento di carbonato di calcio è l'espressione che fuoriesce dal terreno, cioè questi qua non sono sassi rotolati giù da qualche parte, vuol dire che qui c'era una coperta di carbonato di calcio che è stata erosa, è rimasto solo questo. Quindi dovete pensare all'enorme lavoro che ha fatto sta pioggia
Pensate a dei maccheroni che si sono piantati nel fondo sabbioso di un mare in cui noi abbiamo preso forma, però ne ho uno nello zaino, lo portiamo su, con cui poi faremo l'esame all'acido. E sono praticamente, ecco, qui ne vediamo uno passante, dovete pensare a sono lunghi. maccheroni, praticamente sì, arrivano fino a 40 cm però, presenza di ceppaie. Questi qua sono alberi che sono stati gestiti e vedete l'età diversa. Questo qui è il tronco principale, questo è un pollone di seconda generazione e questo è il pollone di terza generazione. Quelli sono lunghissimi, questi sono molto corti. Il faggio ha questo bellissimo vantaggio che il pollone cresce velocemente in altezza, però quando ha raggiunto il grado di luce che gli serve per crescere si ferma, non serve che vada oltre, per cui troveremo sempre faggi molto diversi come altezza, però dipende dalla pendenza del terreno. Alla fine un faggio di quel tipo lì lungo e un faggio di questo tipo qui corto formeranno comunque una coltre fissa di foglie, perché hanno raggiunto quello che gli serviva, la luce. Poi una volta che hanno raggiunto appunto il limite fogliare e possono godere dei raggi del sole, possono crescere in larghezza. I botanici bravi dicono che tanto c'è sotto quanto c'è sopra, quindi la chioma del faggio è di pari volume all'impianto delle radici. Ora, bello intanto che le radici riescono a scendere, giusto? Perché si ancorano. Quando invece le radici trovano un impianto carsico come questo qua, devono allargarsi e lì succede il macello, perché basta un alito di vento e viene giù tutto. In più le radici dei faggi si intrecciano tra di loro, per cui ne basta uno che tentenna e si trascina dietro tutti gli altri. Provate a vedere i faggi assigui. Corvo, ma poi dei ruderi non ho trovato neanche. Sempre lui davanti.